Ehi tu, dimmi la verità, sono giorni e giorni che pensi, ma com'è possibile? Con tutti i guai che tengo, con tutti i pensieri, responsabilità della vita mia, io a volte giro e penso sempre la stessa cosa, ma fosse diventato veramente stronzo. No, caro, se lo eri già stronzo da prima, non lo sei diventato. Adesso stai vivendo soltanto una grandissima passione. E allora vivila fino in fondo, cavalcala, che dopo ti mancherà anche questa attesa, queste ore snervanti. Somiglia all'amore. Te lo ricordi l'amore? Quando per la prima volta incontrasti quella perzechella? O tu incontrassi quel babbasone e dicevi vogliais, vogliais, ais, ais. Venerdì avrai quell'appuntamento decisivo, quello in cui ti batte forte il cuore. E forse vi bacerete, forse andrete oltre e si coronerà l'amore. Vivila, cavalcala questa passione, che è l'unica passione che possiamo condividere tutti. Di solito le passioni sono solo per i ricchi. Ho la passione per la barca. Accattate la vacca, e capi quanto costa una vacca? E mettilo pieno in da vacca. E capi quanto costa lo pieno in da vacca? Ho la passione per i viaggi, mi piace andare in Thailandia, mi piace andare in Giappone. Beh, dall'agenzia di viaggi, metti in terra e si camminano. Questa passione la puoi condividere con gli amici, a casa, facendoti il pezzotto probabilmente, non lo so, non vorrei alimentare attività illegali, oppure spartendosi da zon, e mangiandoti una cusarella, pigliando un fiasco di vino campagnolo che ti trae l'inta capi morte, ti entra una capa, non ti fa capire niente anche delle tensioni che stai vivendo in quei momenti. Vivila, cavalcala questa passione. Frequenta solo persone positive, riempiti di energia positiva, frequenti soltanto persone che si chiamano Vittoria, dici prendi il tank, mira buono che tiene. Ah sì, c'avevo un amico alle medie, chiamala mamma, ma non lo vedi a 30 anni, non te ne fottere, chiamala. Ciao, sono Pep, Vittorio, ci vogliamo vedere? Ma gli Peppi, stavamo alle medie insieme, perché oggi fatto in media, mira buono, le fatte, stavamo in classe insieme, caro Vittorio, verimmici, ma sono passato 40 anni, verimmici, ti voglio vedere, le amicizie vanno coltivate. Se c'hai una fontana che perde a casa, stracciala vicino al muro, una puttanella, non fa niente, ti fai la doccia con l'acqua minerale. Ma vivila fino in fondo questa passione, inondiamoci di energie positive in questi giorni. Coloriamo d'azzurro la città, così il creato percepirà che c'è un colore prevalente, preeminente, l'azzurro. Butta a passare. Ah, su Pep.